Nella giornata in cui scatta la riorganizzazione degli ospedali, con la sospensione dell'attività ordinaria e il mantenimento delle urgenze, sia il presidente della regione Zaia che l'assessore alla sanità Lanzarin confermano l'imminente riapertura dell'ex ospedale di Valdobbiadene, che permetterebbe di allentare la pressione sulle altre strutture. Ci sono 60 posti letto già pronti e quindi attrezzati, con letti, con ossigeno, c'è il riscaldamento, quindi adesso stiamo reclutando, in accordo anche con qualche cooperativa, stiamo reclutando il personale, per cui noi vorremmo renderlo attivo nel giro di una settimana, 10 giorni, se fosse possibile. Nell'edificio, riadattato in tempo record in primavera dagli alpini, troveranno posto diverse tipologie di pazienti. Persone che oggi sono positive, poi sintomatiche, quindi che non hanno più i sintomi importanti. Persone che sono positive e che non riescono, asintomatiche, e che non riescono a trovare ancora lo spazio a casa, oppure persone che vivono da sole, che quindi la rete familiare non c'è e quindi hanno bisogno di essere, come dire, svezzati, rimessi nel ciclo della vita. Già oggi avremo 25 persone da allocare che hanno queste caratteristiche. Quanto alle novità di queste ore negli ospedali, il direttore generale dell'ULSS 2 ribadisce che nessuna prestazione urgente verrà negata. Significa ridurre certe prestazioni, ma negli ospedali andremo a garantire, perché è importante, tutte le visite oncologiche, tutte le visite del materno infantile, tutte le visite urgenti e tutte le visite B. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, allora noi andremo a fare tutte le urgenze, più andremo a fare tutti i pazienti oncologici gravi che hanno bisogno di essere operati, più ovviamente i parti, i cesarei, cioè tutto il materno infantile, compresi anche gli interventi di bambini piccoli, e soprattutto rispetto a prima vengono ancora garantite le visite specialistiche nelle sedi distrettuali. Davanti agli ospedali, infine, tornano le tende provvisorie per il triage. Finché non arrivano i container che dopo verranno posti fuori dei pronti soccorsi per il triage e la radiografie e l'attack, come a Treviso, metteremo una tenda all'ingresso di Treviso, quindi l'ospedale Cafoncello, una all'ingresso dell'ospedale di Vittorio Veneto, una all'ingresso dell'ospedale di Conegliano. Per quanto riguarda Montebelluna c'è già la tenda.